La vedete, la zona segnata in rosso è la zona dei No-Vax. Corrisponde esattamente con il territorio della Pedemontana Veneta, il nostro. Qui, come dimostra questo studio pubblicato dalla rivista Wired, la copertura vaccinale è più bassa rispetto ad altre zone del Veneto. Lo possiamo ribattezzare il territorio libero dei Free-Vax tra Asolo e Bassano del Grappa. Il compito dell'ULSS, dopo l'approvazione della legge Lorenzin che impone l'obbligo vaccinale, è arduo. È iniziata la campagna straordinaria di vaccinazioni. Attualmente abbiamo già vaccinato, cioè sono già rivolti circa 200 bambini, sono stati vaccinati. Per dire il vero hanno iniziato il percorso vaccinale, perché la vaccinazione non è un singolo atto ma è un percorso. E abbiamo gli appuntamenti già fissati fino a gennaio, praticamente a Bassano, e a dicembre a Thiene. Poi abbiamo anche giacenti circa 400 richieste di appuntamento che vedremo di soddisfare al più presto. La tendenza quindi sembra essersi invertita. L'obbligo ha spinto molti genitori a rivolgersi all'USL per le vaccinazioni. Come sapete, il rischio concreto è di rimanere fuori da scuola. Ci sono però delle percentuali importanti che riguardano i genitori che non intendono per nessuna ragione far vaccinare il proprio figlio. A loro l'ULSS lancia questo appello. Le vaccinazioni, soprattutto quelle del calendario per la vita, che è già stato approvato dal piano vaccini nazionale, sono altamente raccomandate e giova ricordare che la pratica vaccinale è dotata di un'evidenza scientifica sull'efficacia in termini di qualità della salute, qualità della vita, che è fuori di ogni discussione.